Una buona serata a tutti i telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match per questa puntata di venerdì 18 gennaio. Buonasera Ermanno. Ciao Tullio. Allora, una serata dedicata in parte anche all'attualità, ma avremo modo di tornare anche indietro nel tempo, possiamo dire così? Di solito facciamo un viaggio nel tempo, perché la storia insegna e dalla storia si può capire come riuscire a interpretare il futuro, perché il comportamento umano sostanzialmente cambiano le scenografie, ma l'uomo rimane sempre lo stesso. E questa sera parleremo, per esempio, l'occasione ce la dà Cesare Battisti, che non è il famoso eroe che viene impiccato a Trento, ma Cesare Battisti è quel delinquente che è scappato in Sud America e per 40 anni quasi non si capisce come mai non siano mai riusciti a riportarlo a casa. E però prendiamo l'occasione perché non è un caso singolo, è un caso abbastanza diffuso. Certo. E allora cerchiamo di ritornare quante persone sono in giro per il mondo che hanno creato quel disagio del periodo degli anni 60, 70, 80, che hanno fatto una carneficina in Italia e su presupposti politici che poi il tempo ha dato torto e quindi non c'erano motivi per fare una rivoluzione, c'erano motivi ovviamente per cambiare la politica, ma non in quella maniera. Certo. Ecco, questa è una delle cose che vogliamo sottolineare. La seconda parte invece parleremo dell'elusione fiscale e di quanti soldi vanno in alcuni stati dell'Europa mentre altri diventano più poveri. Stranamente c'è uno stato particolare che gode, diciamo, che gode di questo prestigio, che stranamente è composto di 630.000 abitanti, che però riesce a portarsi a casa 3.000 miliardi dal resto dell'Europa, compresa l'Italia, che contribuisce certo. abbondantemente. Certo. E peraltro il rappresentante di questo Stato è un rappresentante importante dell'Europa e si chiama un certo Juncker, il quale punisce o assolve gli stati birichini come l'Italia. Allora, cui prodest, certo. A questo punto interrogativo risponderemo nella seconda parte della nostra trasmissione, quindi anche per i nostri telespettatori restate sintonizzati. Presento gli ospiti di questa sera che ci accompagnano. Pierluigi Granata, buonasera. Granata è un collega, è un giornalista, è un criminologo, già presidente dell'osservatorio contro la criminalità organizzata alla mafia qua in Veneto. Al suo fianco Piero Mazzola, buonasera professore, grazie di essere qua. È un avvocato, ma lei è anche figlio purtroppo di una vittima delle Brigate Rosse, anzi forse la prima vittima delle Brigate Rosse qua a Padova, è figlio di Giuseppe Mazzola. Buonasera, grazie anche a lei. Buonasera Luciano Sandonà. Buonasera. Grazie di essere qua, consigliere regionale della Lega qua in Veneto, grazie per essere con noi. Siamo in attesa, leggermente in ritardo per un problema, l'ex sindaco di Padova, Settimo Gottardo, ma lo aspettiamo tra qualche minuto. Intanto iniziamo con la nostra ricorrenza storica, l'appuntamento con la storia che utilizziamo ogni volta in apertura di trasmissione. Allora, nella sigla di Memorandum sentiamo di che cosa parliamo. Memorandum, storia e memoria. 13 gennaio 1890. Nasce a Borghetto, una frazione di Cremona, Primo Mazzolari, cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1929 esprime riserve sui patti lateranensi. La Chiesa, secondo Mazzolari, avrebbe barattato troppi privilegi in cambio dell'accettazione del regime. Sì, Primo Mazzolari spesso non si ricorda, non è uno dei personaggi che ricorre sui giornali o sulle grandi memorie, però fu un personaggio molto significativo
del secolo breve, e ebbe anche posizioni contrastanti nella sua vita, e questo dà il senso della percezione che la sua vita la visse in contrapposizione con certe realtà che si andavano creando, e spesso sbagliando, ma poi correggendo il tiro in maniera molto saggia. Quindi certo, a voi la... Certo, beh, allora adesso introduciamo la figura di Primo Mazzolari con questo breve servizio che ne fa un po' la storia, vediamo. Don Primo Mazzolari nasce a Borghetto nel 1890 in provincia di Cremona. Conosciuto come il parroco di Bozzolo, è noto per la sua attività antifascista nelle forze partigiane e, in seguito, per quella di autore cattolico. Ordinato prete nel 1912, si schierò tra gli interventisti nella Prima Guerra Mondiale. Si offrì volontario e fu inserito prima nella sanità militare, poi cappellano militare in Francia. Successivamente ricevette l'incarico di recuperare le salme dei caduti nella zona di Tolmino e infine fu al seguito delle truppe italiane inviate in Alta Slesia. Dopo la guerra, con l'avvento del fascismo, assunse una posizione diffidente e critica. Nel novembre del 1925 fu denunciato per essersi rifiutato di recitare il Te Deum dopo che era stato sventato un attentato a Mussolini. Nel 1929 fu tra i pochi a non condividere l'atteggiamento entusiastico di tanti per la firma dei patti lateranensi e non prese parte alle elezioni che seguirono la firma. Pur evitando posizioni di rottura, Mazzolari fu presto considerato dai fascisti un avversario. La notte del 1 agosto 1931 gli spararono alla finestra della sua abitazione 3 colpi di rivoltella. Primo Mazzolari morì il 13 aprile 1959 dopo un malore accusato durante la predica della messa. Ecco, questa, diciamo, in sintesi un pochino la figura di Primo Mazzolari. Durante il servizio ci ha raggiunto Settimo Gottardo, che salutiamo. Buonasera. Buonasera. Gottardo, grazie. Chiedo anche scusa di questo. A volte ci sono appunto anche questi contrattempi. Inizierei dal professor Mazzola per parlare di Primo Mazzolari e di questa figura un pochino, come dire, un po' particolare, come diceva Ermanno prima. Sotto quale profilo? Beh, sotto il profilo ad esempio di un prete interventista che partecipa attivamente prima come cappellano militare, poi, prima nella sanità, poi come cappellano militare, poi con altri incarichi ancora. Ma il fatto che abbia così preso una posizione, diciamo, ufficiale in quel momento contro quello che era la Chiesa, quindi per dire che la Chiesa aveva abdicato a quella che erano, mi pare che sia stata una posizione coraggiosa, e forse in questo momento dovrebbe essere di insegnamento a tanti altri sacerdoti o membri della Chiesa che vogliono interferire in questo momento direttamente o indirettamente di quella che è la posizione del governo su determinati aspetti, quelle che sono le migrazioni, che forse io credo che la Chiesa dovrebbe fare anche un passo indietro in questo momento, sotto questo tema. Secondo me c'è troppa interferenza. Granata, d'accordo. Scusi, per interferenza cosa lei vuole spiegare, perché noi dobbiamo parlare ai nostri telespettatori. Prego. Quindi spiegando ai nostri telespettatori, lei cosa intende come interferenza di Mazzolari allora e della Chiesa oggi? Di Mazzolari allora perché dire che in quel momento aveva, adesso io non conosco specificamente la storia completa di Mazzolari, quindi è un qualcosa che posso pensare solo adesso in base a quello che mi è stato detto. C'è una carenza storica di conoscenza storica sotto questo profilo, però il fatto che in quel momento abbia preso una posizione contro quella che era la posizione ufficiale della Chiesa per la sottoscrizione e quindi dei patti lateranensi ha dimostrato che c'è una certa un'autonomia di pensiero rispetto a quella che era la posizione ufficiale ovviamente della Chiesa, perché la Chiesa ha sottoscritto i patti lateranensi. Lì forse Don Primo Mazzolari la pensava diversamente sotto questo profilo e quindi ha abdicato a quello che era
io non lo so adesso dire perché sotto questo profilo è del tutto evidente che si porta la tematica sul fascismo e antifascismo. Non conosco esattamente qual era la posizione concreta nei confronti del fascismo, perché in quel momento ovviamente siamo agli inizi. Lei ha fatto una comparazione con oggi, no? Sì. Quindi qual è il passo indietro eventualmente? Dove vede il punto critico? Il nostro? Secondo me c'è una troppa interferenza nei confronti di quello che è diciamo, la posizione ufficiale del governo nei confronti dell'amministrazione, del problema dell'immigrazione. Ossia, non è che si possa, a mio giudizio, ammettere una immigrazione incontrollata. Il fatto di aprire le porte a tutti non è possibile, è un qualcosa di illogico dire aprire le porte a tutti, bisogna ovviamente disciplinare. Poi quando c'è stato a me non piace, vede, proprio per la mia indole personale, di essere posto di fronte al fatto compiuto e quindi di essere ricattati sotto il profilo morale. Io non accetto il ricatto. Il ricatto, per esempio, che c'è stato a mio giudizio un ricatto sotto il profilo morale sul problema dei migranti della Sea-Watch, e quindi si è voluto in quel momento forzare la mano, diciamo, ecco quello che dico, che la Chiesa forse non dovrebbe interferire, ha voluto forzare la mano a quella che era la posizione del governo italiano. Ma forzare la mano in quel momento significava porre ossia tutta quella che era stata la politica del governo a proposito del freno all'immigrazione controllata, significava vanificare sotto questo profilo, perché significava un riconoscimento ancora ulteriore a quello che era l'attività della ONG, non di queste ONG, perché io non comprendo perché una ONG deve essere parificata a uno Stato. Ossia, non è questo, siamo in presenza di uno Stato che deve colloquiare con una organizzazione privata, siamo su due livelli diversi, ossia le ONG sicuramente faranno qualcosa di meritorio, però non è questo il loro compito. Il loro compito però è osservare prima di tutto quelle che sono le leggi internazionali. Non è che l'ONG possa decidere chi è un posto sicuro e qual è un posto non sicuro. Questo non spetta alla ONG. E quindi arrogarsi questa capacità di giudizio significa voler essere parificato allo Stato, il che non è. E il fatto che la Chiesa voglia interferire su questo, a me per esempio non sta bene. Vuol dire che la Chiesa sta andando al di là di quello che è il suo compito. Sì, cioè bisogna distinguere l'aspetto, diciamo, morale dall'aspetto reale delle cose, certo, però perché altrimenti facendo i buoni si rischia di far danni. Certo, si fa danni, perché dice ma in questo modo noi non salviamo, però in questo modo favoriamo l'immigrazione clandestina. Sì. Favoriamo l'immigrazione clandestina che non è altro un grosso, diciamo, si dice adesso business, è un grosso business in questo caso per gli scafisti, è un grosso business per quelle che erano tutte quelle associazioni, certo, cosiddette di volontariato, perché noi abbiamo visto anche qua vicino a Padova associazioni che fatturavano mi pare 100-200 mila all'anno, improvvisamente ha cominciato a fatturare 2-3 milioni all'anno. Adesso tutto questo, diciamo, è venuto meno, ma è venuto meno questo, ma sono venuti meno anche meno morti in mare, perché meno partono, meno morti ci sono in mare. Certo. Nessuno gioisce se c'è un morto in mare. Lei però bisogna far leva su questi morti in mare per poter scardinare le politiche di un governo, perché
Il governo è responsabile nei confronti di tutti, l'ONG sarà responsabile per quello che ha raccolto. Ma tornando a Don Mazzolari, vediamo effettivamente qual è stato il suo atteggiamento nei confronti dei patti lateranensi. Dei patti lateranensi, no? Allora Luigi Granata, lei cosa... Diciamo che questo è un aspetto molto interessante, questa contrapposizione alla politica ufficiale dello Stato Pontificio, ed è interessante perché oggi, alla luce di quello che sta succedendo nello scenario politico, potremmo definirlo, Mazzolari ovviamente con tutto rispetto, un populista ante litteram, tant'è vero la sua scelta di diventare cappellano militare per stare vicino al popolo che era stato inviato in trincea è alquanto significativa. È una sua precisa scelta andare a rischiare la vita per portare una parola di conforto e di sostegno morale e psicologico, perché bisogna ricordare che nella prima guerra mondiale non esisteva la figura dello psicologo in trincea. Il sostegno veniva offerto, ripeto, anche dal punto di vista psicologico dal cappellano militare, che aveva una grande responsabilità nel motivare le persone che dovevano andare all'assalto poi scriteriato secondo poi purtroppo quelle nefaste concezioni militari che ebbe Cadorna, che portò al massacro di migliaia dei contadini e di operai nel fronte. Per cui Mazzolari decise di stare vicino al popolo, di soffrire unitamente al popolo, e questo è importante. Ecco perché dico, oggigiorno potrebbe essere un punto di riferimento per i populisti, che ormai vengono così definiti certi politici. È una scelta coraggiosa, come nello stesso tempo può essere preso come riferimento dell'antipolitica, no? Della sua contrapposizione a determinate scelte di compromessi o sensibili agli equilibri e soprattutto politici. È una figura molto interessante per questo. Certo, ecco Sandonà, allora è d'accordo con quello che diceva prima Mazzola sul fatto che la Chiesa sta interferendo troppo in quella che è l'attività politica? Sicuramente il ragionamento che faceva il professore prima era molto interessante anche sotto molti punti di vista, insomma ci sono sicuramente dei parallelismi. Si è arrivati al punto in cui lo Stato non riesce più a fare quelli che sono i propri compiti fondamentali, che sono principalmente due: la difesa verso l'esterno e la difesa interna, cioè l'ordine pubblico, diciamo. Questi sono i due principali compiti di uno Stato anche minimo che abbia proprio, che sia fondato proprio sulle cose basilari. Quindi si è arrivata alla parte totalmente, cioè ci siamo arrivati totalmente a un'altra parte, a dire attenzione perché lo Stato deve accogliere qualsiasi persona che arriva, qualsiasi persona che si mette in mare, e questo in questa accezione è entrata pesantemente in campo comunque anche la Chiesa, i vescovi, l'organizzazione dei vescovi. Sappiamo, sono stati fatti gli interventi, lo stesso Papa insomma è intervenuto in maniera pesante, insomma, sul dibattito, anche nel dibattito politico interno italiano e anche europeo. Ecco Gottardo, allora Don Mazzolari contrario o scettico o critico comunque sulla firma dei patti lateranensi, ma per il Vaticano cosa hanno rappresentato questi patti lateranensi? Prima che per il Vaticano cosa hanno rappresentato per il Paese, per l'Italia? Per il Paese ha rappresentato il superamento di una ferita che si era creata tra una parte dell'opinione, chiamiamola pure opinione pubblica, che aveva costruito l'unità d'Italia, e una parte dell'opinione pubblica guidata dalla Chiesa che l'aveva subita. Ecco, i patti lateranensi superano questa ferita storica che si era creata. Quindi, ma a proposito di questi patti, Mazzolari fa parte di un gruppo di preti d'avanguardia che sono preti anticlericali.
il senso vero della sua posizione di essere un prete anticlericale, non populista, professore, popolare, perché proprio in questi giorni che si celebra un altro prete sempre di questa razza qui, lo Sturzo, certo, che prepara l'ingresso nella politica attiva dei cattolici, non la delega dei cattolici così ai moderati, pensiamo al patto Gentiloni, il bisnonno del nostro ex Presidente del Consiglio, che aveva delegato alla borghesia moderata e conservatrice la rappresentanza dei cattolici in cambio di qualche privilegio, questa è la verità. No, rivendico una presenza autonoma, ma staccata dalla Chiesa, in grande contrasto con la Chiesa. Sono degli preti anticlericali, tant'è che Sturzo, per esempio, viene consegnato nelle mani di Mussolini e lo fanno andare, e il Vaticano dà l'ok a Mussolini che lo manda in esilio, guarda le scatole, esatto, proprio per proteggere un compromesso dei patti. Quindi c'è tutto, lo troveremo un po' più tardi su questa linea Dossetti, troviamo su questa linea qui Don Milani, c'è tutta una tradizione di preti che sono sostanzialmente anticlericali, non dico laici, ma anticlericali, che poi preparano quella che sarà il protagonismo del partito dei cattolici laici, non dipendenti dalla Chiesa, anzi molte volte in polemica con la Chiesa, con il Papa personalmente, che diventano i protagonisti della ricostruzione del dopoguerra. Per una quarantina d'anni sono protagonisti della ricostruzione di questo paese, e che po' di ricostruzione, tanto per essere chiari. Quindi sono dentro un filone storico che va guardato con molta attenzione, con molto rispetto, perché loro erano critici non solamente rispetto al regime politico vigente, ma rispetto anche al regime vaticano. Questi erano anticlericali proprio, e hanno preparato una diversa presenza laica, rompendo separatezze, vecchie culture, sposando alla modernità la cultura tradizionale cattolica. Certo, ecco, anche per i telespettatori a casa, adesso vi proponiamo un breve brano di un documentario dove si riassume, diciamo, i contenuti di questi patti lateranensi. Vediamolo. I patti lateranensi si articolano in 3 specifici documenti: un trattato politico, una convenzione finanziaria e un concordato ecclesiastico. La firma del trattato risolve la questione romana. La Santa Sede riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia, con Roma capitale dello Stato, e l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice. Con la convenzione finanziaria la Chiesa accetta ciò che non aveva voluto accettare con la legge delle guarentigie, una somma di denaro da parte del governo italiano. Il trattato non solleva problemi di alcun tipo. Il primo articolo dichiara il cattolicesimo unica religione dello Stato. Ma il concordato è un fatto nuovo. La Chiesa possiede ora poteri in materie che rientrano nelle competenze dirette dello Stato. Sono garantiti gli effetti civili al matrimonio religioso, uguale riconoscimento agli alunni delle scuole ecclesiastiche e di quelle statali. L'insegnamento della religione viene introdotto nelle scuole secondarie come in quelle elementari, con insegnanti e libri di testo approvati dalle autorità ecclesiastiche. Ecco, questo in sintesi, diciamo, quello che prevedevano questi patti lateranensi, che, come abbiamo sentito, di fatto riconoscono lo Stato Vaticano. Ermanno. No, non riconoscono lo Stato Vaticano non esiste. Non esiste perché non ha territorio. Quindi c'è una storia precedente. Sono 2 personaggi che creano il Vaticano del secolo breve del 1900, è Gasparri e Pacelli. Diciamo che il più responsabile è Gasparri, poi Pacelli ci mette del suo e lo supererà. Gli allievi superano, se sono bravi, sicuramente il maestro. Gasparri va a casa della famiglia Pacelli, che sono principi della Chiesa,
quindi lavorano in Vaticano da generazioni, e convince il giovane Pacelli, che si è diplomato e si sta studiando all'università, di prendere i voti, e lo farà. Quindi non ha fatto un percorso, diciamo, immediatamente che prevedeva di diventare sacerdote. Diventerà poi e verrà incaricato a studiare una cosa fondamentale. Cercheranno di indurre questo giovane molto preparato a preparare il cosiddetto concordato. Cos'era il concordato? In uno Stato che era sparito, perché con la Breccia di Porta Pia lo Stato Vaticano non ha più il territorio, quindi non può essere più considerato uno Stato, e quindi è una cosa, diciamo, inesistente. Esiste l'organizzazione cattolica, ma non esiste lo Stato. Tant'è vero che quando sia Gasparri che Pacelli faranno il giro di tutta Europa per far sì che attraverso questo concordato, che è stato steso da Pacelli e che sicuramente aveva grandi premesse, non riesce a essere accettato da nessuno Stato europeo. Perché manca la questione fondamentale, manca il territorio su cui si può instaurare lo Stato, non c'è. E se avessero accettato che questo trattato poteva considerare non il Vaticano ma l'insieme della Chiesa come Stato, avrebbe sconvolto quello che erano i principi su cui si basa il diritto internazionale. Non c'è la terra, non c'è lo Stato. C'è solo un paese che lo fa a livello di, come si può dire, di sfida, ed è la Serbia. E siamo a 2 settimane prima della dichiarazione della Prima Guerra Mondiale, la Serbia firma il concordato in sfregio al diniego che ha dato l'imperatore d'Austria di firmare il concordato. E l'imperatore era molto vicino alla Chiesa a quell'epoca. Quindi però non può accettarlo, verrebbe meno ai principi del diritto internazionale. E allora cosa? Immediatamente dopo, quando va al potere il fascismo, c'è questa convergenza di 2 poteri, quello fascista e quello cattolico vaticano, nell'arrivare a una soluzione che anche precedentemente era stata proposta, ma non in quella forma e con quelle possibilità. E allora vediamo a cui prodest questo Concilio Vaticano. Da una parte abbiamo il fascismo, che ha necessità di entrare a piene mani in quello che è la vita sociale e religiosa e politica dell'Italia. E meglio di un accordo con i cattolici non c'era, e Mussolini chiaramente non era da quella parte. E immediatamente dopo fa battezzare i figli e si sposa davanti al cardinale Gasparri per dire: io sono dalla vostra parte. Dall'altra parte il Vaticano accetta, ma accetta perché gli viene definito un territorio a cui viene affidato, oltre a un patrimonio notevole, e quindi il Vaticano avrà diritto poi di andare in tutti gli altri paesi d'Europa e fuori dell'Europa per vedere di essere riconosciuto. E ritengo che il secondo, perché non ho contezza di altre firme precedenti successive al concordato, è quello di Hitler, e lo firma direttamente Pacelli con Hitler. Hitler accetta di firmare il concordato proprio perché anche lui ha un vantaggio, perché immediatamente dopo la firma del concordato, come era in uso all'epoca su tutti i giornali della Germania, viene detto: il nazismo è stato riconosciuto dalla Chiesa, naturalmente con tutte le reazioni negative del Vaticano, che però è stato possibile perché era già uno Stato. E da lì poi anche gli americani, dopo la guerra nel 1948, poterono
riconoscere questo Stato. Prima non lo facevano per ovvi motivi di belligeranza, perché il Vaticano era molto vicino a Mussolini. Ma Mussolini, quello che aveva la strategia di Mussolini è far propria la cattolicità degli italiani per poter poi defenestrare il Re d'Italia. Se lui riusciva a ottenere un consenso tale che poteva arrivare a creare quella che sarebbe stata la Repubblica Italiana e non più il Regno d'Italia. Credo che questa fosse l'emire, ognuno ha firmato portando a casa quello che voleva e ognuno poi nella storia ha cercato di comportarsi in una certa maniera. Sull'interferenza del Vaticano nei confronti dell'Italia, questa ormai diciamo è storia millenaria. Diciamo che solo con la breccia di Porta Pia, brutta o bella che fosse quella storia, c'è stato quantomeno una separazione del potere temporale dal potere, diciamo, spirituale della Chiesa, che fu un vantaggio per la Chiesa, perché per la prima volta la Chiesa cominciò a pensare che a puntare più all'aspetto morale e diciamo religioso delle proprie tradizioni piuttosto che a mantenere un rapporto solo territoriale e solamente di diritto finanziario. Certo. Ecco, Bene. Don Mazzolari è quello che si oppone, perché vede che la Chiesa rinuncia a determinate prerogative ed è contrastato, così come era interventista durante la Prima Guerra Mondiale e poi di fronte quando va a vedere il conflitto di persona, perché è un sacerdote che segue l'apparato militare, quindi va nelle trincee, si rende conto che la sua idea di interventismo non corrispondeva alla tragedia che si stava realizzando. E successivamente poi si avvicinò a Don Milani, ecco che Gottardo diceva quei sacerdoti che hanno cercato di creare quell'Italia nuova, e Don Milani e morì nel 59 alla vigilia del Vaticano II, che probabilmente Don Mazzolari avrebbe dato una svolta un po' più decisa in una direzione più umana e non sovrannaturale. Prego. Per completezza però Prego. Bisogna fare riferimento anche all'articolo 7 della Costituzione italiana, Sì. perché i patti lateranensi sono inseriti nella Costituzione italiana. E poi modificati da Bettino Craxi, perché quindi, hanno cercato di riequilibrare. Sì, ma ossia sono quindi la posizione differenziata della Chiesa cattolica è costituzionalizzata. Certo. Quindi nell'attuale Costituzione tutti vediamo, però diciamo che l'attuale Costituzione, che è la Costituzione italiana, mantiene una posizione differenziata della Chiesa cattolica, della religione cattolica rispetto alle altre religioni. Quindi c'è. Sì, Quindi sì. con questo non significa che sono stati costituzionalizzati i patti, quello che è stata costituzionalizzata è la modifica dei patti, tant'è che con Craxi c'è stata una modifica dei patti che è stata accettata dalle due parti. Quindi sotto questo profilo è possibile modificare i patti purché le modifiche siano accettate dalle due parti. Se non sono accettate dalle due parti, allora bisogna procedere a un procedimento di revisione costituzionale che è molto più complesso, come ha potuto sperimentare Renzi. Certo. Ultimamente. Certo. Bene, chiudiamo qui questa parte dedicata alla storia. Allora adesso una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo, parleremo dunque allora dell'estradizione, del ritorno in Italia di Cesare Battisti, e parleremo anche degli altri terroristi ancora in libertà. A tra poco.